Politica riparte dalle piazze e dall'ascolto della gente. L'Italia dei Valori, dopo il congresso che lo ha eletto a fine giugno, il segretario nazionale Ignazio Messina sta girando il paese per confrontarsi con iscritti e simpatizzanti. A Cosenza, un incontro al Salone degli Specchi della provincia, durante il quale si è parlato di giustizia, economia, lavoro e anche naturalmente del futuro del governo. Carla Monaco. Rinasce dalla sua storia, dalla sua identità profonda l'Italia dei Valori. Al primo posto per il segretario nazionale c'è sempre la legalità, perché solo nel rispetto della legge l'Italia può ripartire. Lo ha detto chiaro Ignazio Messina, iscritti e simpatizzanti venuti ad ascoltarlo nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza. Il suo obiettivo, dopo aver vinto il congresso, è rilanciare il partito. Un compito non facile ora che va di moda l'antipolitica, ha sottolineato il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio. Messina ci prova partendo dalla piazza, ascoltando i problemi dei cittadini. Così si impegna a sostenere le piccole e medie imprese, ma anche a combattere il gioco di azzardo. Sono 800.000 le persone affette da ludopatia in Italia. Ed è un giro d'affari di 100 miliardi di euro l'anno. Immaginate 100 miliardi di euro che vengono presi dalle tasche dei cittadini che li vanno a giocare. In buona sostanza non è un gioco del divertimento, è un gioco della disperazione. L'attenzione ai problemi dei cittadini c'è, ma c'è anche quella ai temi caldi del dibattito politico. Per quanto riguarda Berlusconi, Messina dice che il Senato non può non votare la decadenza perché siamo di fronte a una condanna definitiva per un reato che lui definisce gravissimo. Poi ribadisce il no dell'Italia dei Valori alle larghe intese al governo Letta, accusato di tirare a campare senza prendere le decisioni chiave, e si schiera anche contro i referendum sulla giustizia proposti dai radicali. Sta lavorando anche